Forse per una questione di lockdown, forse per una questione di bonus, sta di fatto che abbiamo riscoperto un po' la casa. Ovvio, non è questo certo il periodo per pensare soprattutto alla casa, visto che stiamo andando tutti in vacanza. Però, insomma, l'abitazione è pur sempre il tema principale che ha tenuto banco in questi 2 anni e noi volevamo parlare oggi con il direttore del cluster Legno Arredo Casa, Carlo Piemonte, che è venuto a trovarci. Grazie. Un piacere, ciao. Allora, stavo dicendo, lockdown o questione di bonus, super bonus? Merito di che cosa che abbiamo riscoperto il nostro focolare? Ma a merito del fatto che abbiamo dovuto viverci, necessariamente per un periodo ci abbiamo vissuto obbligatoriamente, quindi la cucina, l'ambiente domestico del salotto. Il tema del super bonus non è ancora arrivato da noi perché? Perché di base prima fai il cappotto, la finestra e tutto quanto, quindi prima che arrivi al mobile ne passa. Però sicuramente è uno stimolo aver riscoperto come abitare meglio negli ambienti di vita. E settore arredo che si lega un po' alla questione anche della ristorazione, invece questo ha sofferto, Lì perché stiamo... appunto sì. la filiera dell'Oreca, hotel, ristorazione, Sì. catering, tutto quello che ha a che fare insomma con il buon mangiare e il buon bere, quello l'hai sentito. Ma se pensiamo anche agli uffici, pensiamo come è cambiato il concetto dell'ufficio rispetto a 2 anni fa e consideriamo che la nostra Il nostro ufficio è regione... diventato una casa, la nostra Sì, casa. sì, sì, nel bene o nel male, perché non è mica facile lavorare da casa. Però ecco, pensiamo ingrandiamo la scala. La nostra regione fa 1,7 miliardi di export, faceva, farà. Immaginiamo i grandi uffici come nelle grandi metropoli, Shanghai, piuttosto che Milano, Inghilterra, Londra. Cambiare il modello di gestione dell'ufficio vuol dire cambiare il modo di vivere, ma gli stessi hotel che non si sono rinnovati e hanno bloccato progetti, quello che noi chiamiamo magari un po' erroneamente contract, vuol dire che tutti quegli ordini, tutte quelle progettualità legate al settore arredo contract, non arredo residenziale, sono con le 4 frecce, oppure sono lì per partire ma non partono e questo pesa. Qual è il settore che va per la maggiore in questo momento? Oggettivamente residenziale. Residenziale, basti vedere il dato, il monitor dei distretti Sì. vinto da San Paolo, parliamo di un più 25% rispetto al 2019, non rispetto al 2020 da pandemia, cioè rispetto a quando si stava bene, ok? Questo è partito alla grande, abbiamo delle industrie favolose, soprattutto nel distretto, ma questo in regione, che vanno nel segmento dell'arredo per la casa. Indiscutibilmente Inghilterra, Ma il merito è Francia... dovuto al fatto che noi siamo più strutturati, perché le aziende si sono nel frattempo strutturate, si sono fatte trovare pronte, qual è il motivo? O hanno creato una rete per poter ripartire? No, la nostra tradizione è decenni di produzione industriale. L'industrializzazione, la gestione e anche la digitalizzazione di certi processi produttivi, che attenzione, non vuol dire fare le cose in modo virtuale, vuol dire gestire la produzione con i dati, con l'efficienza, con un magazzino che ha tutte le componenti al posto giusto. Tutto questo ci ha permesso con le imprese del distretto del mobile, di essere pronti alla crescita della domanda con un'industrializzazione forte, tempi certi e grandi consegne. Il tema sono le materie prime, la componentistica, lì abbiamo difficoltà perché Ecco, abbiamo più clienti che materia. Esatto, uno dei temi principali è quello delle materie prime che rischiano appunto con il rincaro, il fatto di non essere reperibili, anzi io volevo chiedere, anche perché tanti dicono, magari, trovo anche amici che dicono la cucina arriva dopo 4 mesi anziché 3, anziché 2, oppure anche altri tipi di componentistica arrivano dopo tanti mesi rispetto a una volta. Cosa è successo? Qual è il problema che si è innescato? Giusto per cercare di capire l'ABC. Ma pensiamo che il nolo di un container dalla Cina all'Europa o dall'America, i costi sono più che raddoppiati, ma proprio decuplicati. Questo si riversa poi di conseguenza sulla piccola anche componente, ma non tanto che aumenta il prezzo solo quello, ma che è difficile farla arrivare. Parallelamente il mercato americano e il mercato cinese hanno una grande richiesta di legno, no? E dall'Europa, pensiamo al sistema germano, austriaco del nord Europa, chiedono questo legno, no? E quindi il prezzo va su. Il prezzo va su, diventa meno competitivo certi tipi di elementi e questo va di per sé, è il mercato. Chiaramente è un mercato che si trova con un eccesso di domanda in questo momento, no? E quindi anche i ritardi non sono per cattiveria delle imprese o per poca voglia, ma semplicemente tu non puoi consegnare una sedia o una cucina se gli mancano le cerniere o i piedini sotto, perché tu hai chiesto quel prodotto e deve essere conforme. Noi ce la stiamo mettendo tutta, il sistema ce la mette tutta per riattivare quei canali.
ma indiscutibilmente non sono facili. Ecco, io approfitto del fatto che lei ha parlato del legno perché so che è il presidente di Legno Servizi. È vero che allora, prima di tutto volevo sapere se è vero che gli austriaci ci rubano il legno. No, nessuno ruba Approfittano niente. approfittano dei nostri boschi. No, perché spesso si è letto di questo, no? Sì, allora, nessuno Cioè, noi non ruba. approfittiamo dei nostri se arrivano gli austriaci a prendere. No, Sorride allora, perché? sorrido perché la tematica è un po' più complessa, no? Sì. Allora, se guardiamo anche i dati del No, ma magari l'ho detto 2020. io ingenuamente, No, non no, lo no, so ma è perché... un'immagine un po' diffusa. No, ci sono, diciamo che su 10 milioni che ha esportato Friuli Venezia Giulia di tronchi, nel 2020, 4 milioni in euro sono andati in Austria, 4 milioni e qualcosa, 3,9 in Slovenia e il resto parti minori. Ma parliamo sempre di una componente piccola rispetto a tutto il sistema. Vero è un'altra cosa, che va reso il sistema del bosco legno, Friuli Venezia Giulia, inserito nelle catene del valore locale. Quindi riuscire a valorizzare il nostro legno in modo più diretto, ad esempio con nuovi sistemi di viabilità. Cioè che non vuol dire fare autostrade nel bosco, attenzione, ma vuol dire fare delle strade nel rispetto... Altrimenti verrebbe Legambiente, la Ma no, prenderebbe. giustamente, cioè, però fare dei Non progetti è sarebbe un lì problema. altrimenti. Però fare dei progetti di strada in cui, Sì. attenzione, ricordiamoci che oltre 88.000 ettari sono certificati. Strada vuol dire accessibilità. Accessibilità e sicurezza. Quando tu vai a lavorare sulle Alpi, no, in mezzo ai boschi, poi anche le aziende devono portare giù i tronchi, c'è tutta una filiera che deve essere percorsa, sia in termini di sostenibilità economica che sostenibilità anche sociale. Quindi bene si fa a portare avanti delle strutture, delle strade forestali conformi alla sostenibilità del bosco e alla certificazione per far inserire anche questo legname nel sistema. Attenzione, poi il legname è gestito a cascata, quindi cosa significa? Le cose che vanno per fare ad esempio le travi per le case vengono utilizzate per quello, le ramaglio, altro che vengono utilizzate anche per fare energia, ma sempre in un concetto di prima utilizziamo il legno al meglio, più lo utilizziamo, più CO2 conserviamo, più valore tiene sul territorio. Quindi noi riusciamo ad utilizzare i nostri boschi? Noi riusciamo Oppure a dobbiamo utilizzarli. anche importare molto? Noi riusciamo a utilizzarli, riusciamo a esportare, Sì, come ma ha ne specificato? importiamo tanto. Cioè, del tipo, per fare 1 a una... 7. Noi dei 10 milioni che Quindi esportiamo, 70 70 ne milioni. importiamo. Anche perché sono dei tipi di legname che non vanno tutti bene per fare le sedute piuttosto che dei componenti, ma ad esempio da Croazia piuttosto che altri paesi, per il settore in particolare penso complemento d'arredo, ci sono dei legnami molto chiari, molto buoni, con un faggio di qualità, che va bene per fare certi prodotti. Allora, io torno indietro con l'argomento perché l'abbiamo allargato, visto la sua presidenza da Legno Servizi, e parlavamo della ricerca delle materie, no? Cioè, ci ha spiegato un po' i motivi per cui appunto le materie prime arrivano in ritardo, costano di più. Questo può comunque impedire la ripresa che c'è già, poi il titolo è questo, il settore legno e casa riparte, il titolo della puntata di oggi, può andare diciamo, a contrastare la ripartenza che c'è già di questo settore? Allora, il settore è già ripreso, però dipende dove. Parliamo del settore arredo casa. Quello è già ripreso, è cresciuto, siamo meglio di prima. Avere le materie prime e le componenti vuol dire che possiamo essere più forti rispetto ai competitor. Ricordiamoci che non è che il mondo si è fermato e aspettano solo noi. Abbiamo dei competitor europei o extraeuropei che stanno correndo e magari corrono più di noi e hanno più clienti. Quindi ecco, un tema... arredo residenziale, mobile residenziale, abbiamo bisogno di quelle materie prime e componenti per essere ancora più grandi, competitivi e forti sui mercati rispetto anche agli altri. Arredo contract dobbiamo tornare a viaggiare, perché molto semplicemente il rapporto con gli architetti, con gli specificatori internazionali, che sono quelli che poi scelgono quella sedia, quella poltrona, quell'arredo, sì, benissimo il digitale, benissimo i rapporti che abbiamo velocizzato, ma c'è una componente umana che nel nostro capacità commerciale del Made in Italy è tipica, che dobbiamo riprendere in mano. Green Pass, qualsiasi cosa, rimettiamoci a viaggiare, rimettiamoci a lavorare sui paesi emergenti, penso al Medio Oriente, alla Cina, all'Australia, al Canada. Ecco, a proposito di export, quali sono i paesi più appetibili in questo momento? Allora, Europa è un caposaldo. L'80% del nostro export, settore legno arredo, è l'Europa. Quindi si può affrontare meglio l'Europa del Nord, il Belgio, l'Olanda, tutti i paesi, Danimarca, che stavano crescendo e stanno crescendo molto. Paesi che stavano crescendo molto, indubbiamente la Cina su certi segmenti, ma la Cina non è per tutti, non si va in 5 minuti in Cina, ci vuole pazienza, anni. Noi abbiamo fatto grande attività sulla Cina come cluster, ci vogliono almeno 3 anni per sperare di iniziare a avere dei risultati. Stati Uniti,
quindi è indubbiamente il secondo pilastro, Europa, Stati Uniti, e poi provare ad affrontare il blocco cinese, asiatico, Singapore, Giappone, però ecco, il caposaldo è l'Europa, poco da dire. Ma a livelli di export, lei mi ha parlato di crescita nel 2019 per quanto riguarda la produzione, ma anche riguardo l'export? Sì, Francia, Germania, lì dove siamo cresciuti, Inghilterra dove siamo cresciuti di più, che sono paesi che tipicamente hanno degli ottimi canali commerciali sul residenziale. Quindi noi con aziende che sono presenti nella regione, che fanno pannelli semilavorati o complementi o settori, diciamo così, parti di cucine o di living, attraverso i canali commerciali tedesco, inglese o francese, poi vanno sui mercati di tutto il mondo. Quindi insomma il Covid non ha compromesso questo, No. Ovviamente nel 2020 sì, ma adesso no, non c'è più il timore. No, ma già a fine 2020 si notava che il residenziale stava spingendo, già si notava che stava succedendo, c'erano dei dati che stavano emergendo. Adesso non c'è questo timore, adesso il timore è essere sostenibili, cioè più che un timore è una consapevolezza, dove sostenibilità è ambientale, economica, sociale, c'è bisogno delle risorse più importanti che quella umana, la formazione, fondamentale, fondamentale, se non abbiamo giovani o meno giovani che si avvicinano al comparto, dove andiamo? Esatto, su questa domanda ci interrompiamo, andiamo in pubblicità perché poi appunto Piemonte magari ci spiegherà quali sono le sfide del futuro. Bentornati in diretta con Screenshot, si parla di casa oggi, di arredo, di legno, insieme al direttore del cluster Carlo Piemonte che è venuto a trovarci perché ovviamente c'è voglia di riscatto per questo tipo di settore, peraltro i dati lo confermano già come il monitor dell'Intesa San Paolo che è uscito anche in questi giorni, lo avrete letto e volevamo anche capire i motivi che hanno spinto a questa ripresa e prima di chiedere Piemonte sulle prossime sfide quali sono future in questa seconda parte di Screenshot mi verrebbe da chiedere la questione dei bonus. È vero che lei nella prima parte mi ha detto super bonus e quando si parla di super bonus si parla di benefici di tipo energetico, cappotto piuttosto che caldaia, piuttosto che fotovoltaico, però questo tutto ha un riverbero sulla questione dell'arredo, perché chi inizia magari quel tipo di casa, dopo ristrutturandola, va inevitabilmente a finire sull'arredo. Indubbiamente l'arredo ne trarrà un beneficio, ma lo stesso governo ha aumentato quello che era il bonus fiscale delle cucine dai 10 ai 16 mila euro se non sbaglio, al 50% in caso di ristrutturazione. E fare tutta una casa a livello di arredo chiaramente i costi possono essere anche maggiori, in alcuni casi speriamo che alzino ancora di più oggettivamente per le nostre imprese, soprattutto penso ai cucinieri, ai mobilieri. Mi verrebbe da chiedere, leggevo che qualcuno dice chiederemo lo sconto in fattura perché non è previsto lo sconto in fattura sulla cucina. E mi pare neanche la cessione. Esatto, detto, no? Esatto, sì. Non è previsto la cessione in fattura. La cessione, mi pare che non fosse concedibile, non sarebbe male onestamente perché sai, sono sempre quegli 8.000 euro su 16 che ben fanno le famiglie, come tutte le famiglie. Tema diverso i materiali edili. Come cluster guardiamo anche a questo mondo e nella nostra regione c'è un'importante produzione di materiali edili che poi entrano nelle varie filiere, sì il legno ma anche il cemento piuttosto che il latterizio o i materiali isolanti o i serramenti. Quindi quando pensiamo a un sistema casa della nostra regione guardiamo in modo un po' più ampio, guardiamo ad un sistema che ha, come siamo noi, legno arredo casa, che guarda a un comparto che si inserisce in tante filiere. Senta, volevo chiedere quali sono le sfide che aspettano il cluster che lei dirige, perché adesso abbiamo parlato un po' del settore, però volevo soffermarmi anche sul vostro cluster, che qualcuno magari ha imparato cluster sapendo un po' per la questione del Covid. Quello è stato bruttissimo, è stato veramente... Esiste un altro tipo di cluster che ha un sistema praticamente che invece raggruppa una serie di aziende, le mette in rete, no? Immaginiamo. Non mette in rete un virus in questo caso. No, infatti quando dicevano di dire nei primi articoli, no, scoperto un nuovo cluster, no, allora noi all'interno dicevamo lo screenshot e ce lo mandavamo, ma no, il cluster che cos'è? Due parole. È la società di proprietà delle associazioni di categoria, delle Confindustrie, Confartigianato, Cenea, Confapi, Federlegno Nazionale e il sistema bancario, che ha l'obiettivo di svolgere delle attività a supporto dell'intero sistema. Parallelamente è il soggetto riconosciuto ufficialmente per legge della Regione a dare una mano alla Regione stessa affinché il sistema possa evolvere. Quindi questo è il nostro ruolo. Col nuovo presidente Matteo Tonomi, il Consiglio di amministrazione, un importante Consiglio di amministrazione che ha visto anche l'ingresso del mondo del bosco legno, si sta operando su diverse direttrici
Indubbiamente il tema della formazione è il tema cardine, ma non solo di noi, anche del Made in Italy, di tutta la manifattura. Ecco, Questo è voi, sicuramente voi per questo. esempio, lei e Tonon, insomma, siete giovani, possiamo dire, insomma, Siamo. ma ce ne sono... Sì, ci metto anch'io questa volta, Ma sì, dai. siamo quasi coetanei. Però ce ne sono di giovani che credono in questo tipo di mestiere? Allora, anche qui la risposta è un po' duplice. Ci troviamo con, per assurdo, Ma giovani non solo che lavorano, cioè ci sono i giovani che credono come imprenditori e giovani che vanno a lavorare pensando che il falegname non sia quel lavoro che era una volta. c'è tanto da fare. O magari che non sia quel lavoro denigrato che magari uno dice cosa vai a fare? L'avvocato o il falegname? Uno dice vado a fare l'avvocato perché magari il falegname nel sentore comune Hai era ragione. pensato un po' come un altro tipo di mestiere, Guarda, di una volta, No, no, ma non no. lo è così. Il tema è che cosa va a fare uno nel settore legno arredo, bosco o legno arredo, perché per assurdo il mondo boschivo delle utilizzazioni, quindi i boscaioli, mi racconta Mirko Cigliani, mio Sì. vicepresidente dei Legno Sì. Servizi, vede tanti giovani avvicinarsi a quel settore lì, perché? Perché laddove c'è rispetto del bosco c'è sostenibilità. Laddove si lavora con tecnologie nuove nel bosco c'è un approccio totalmente diverso e stanno nascendo diverse aziende. Quindi è una riscoperta perché Sì. si lega a una filosofia Sì, sì, perché che in non questo è- momento è molto sentita. Sostenibilità non vuol dire, cioè, contro il cambiamento climatico, contro una serie di filosofie diverse, insomma, che stanno anche portando un po', diciamo, il nostro mondo a essere un po' consumato un po' troppo. Esattamente, perché gestire le foreste in modo responsabile non vuol dire tagliare a raso, non vuol dire eliminare le foreste, ma vuol dire farle ripartire. C'è uno studio di PFC Italia molto interessante che dimostra come una foresta gestita in modo responsabile assorba il 23% in più di anidride carbonica, perché le piante sono più giovani, sono più forti, sono più vigorose, quindi hanno più foglie, assorbono più CO2, ma va gestita in modo responsabile. Parallelamente, quindi dei giovani lì ce li abbiamo, stiamo lavorando anche con la Regione per poter avvicinare anche percorsi formativi idonei rispetto alle loro aspettative, perché le tecnologie sono cambiate, il modello di gestione è cambiato, la sicurezza è fondamentale. Sul settore mobiliere, quindi le tecnologie, la produzione, su Bruniera abbiamo una scuola che veramente potrebbe dare molto più lavoro a molti più giovani, tanto quanti si iscrivono. Ogni diplomato ha almeno alcune offerte di lavoro. Ecco, questo è importante. Alcune. No? Quindi lì c'è molta tecnologia, si sta facendo un'importante opera con la scuola di Bruniera. Sul panorama Udine-San Giovanni ci sono alcuni temi che non sono mai stati affrontati ma che abbiamo preso in mano, uno per tutti l'imbottito, il divano, la tappezzeria. Sembra facile, ma non lo è. Fare un buon divano, fare un buon tappezzato. Ma le offerte ci sono di lavoro, come l'hai detto, Sì. ma ci sono le richieste per entrare in queste scuole? È molto faticoso riuscire a far capire il nuovo concetto di produttore di imbottito, produttore, esatto. lavoratore di tessuto, anche perché comunque parliamo di lavori Sì, perché che sono remunerano, professioni molto ricercate, però vallo tu a spiegarlo al giovane, diventerai sì. un imbottitore. Indubbiamente, indubbiamente, ma il tipo di contratto, il tipo di stipendio, posso dire che è molto attenzionato dai 28 ai 40 anni, come segmento d'età. E abbiamo visto una grande attenzione da questo segmento qui, 28-40 anni, no? Dove ancora la vita lavorativa è ancora 20-30 anni. E noi ce la stiamo mettendo tutta, dovremmo fare molto di più, cerchiamo di fare di più, veramente far capire che bosco, legno, mobile, arredo sono tutti mondi per i quali impari una professione che poi ti resta e puoi diventare imprenditore. Ecco, perché I appunto nostri il passaggio imprenditori successivo... erano tutti produttori. Tutti i grandi capifabbrica di una volta sono stati imprenditori, partono da lì. Dobbiamo lavorare tanto ancora. Senta, ci sono due importanti appuntamenti, Casa Moderna, Salone del Mobile, vi state preparando per essere protagonisti? Allora, sicuramente sono due attività un po' diverse. Certo. Casa Moderna, Salone del Stiamo Mobile. stiamo parlando di due entità diverse dal punto di vista, insomma, anche di luoghi. Sì, territorialmente sì. È interessante secondo me Casa Moderna per il rapporto territoriale che ha, perché effettivamente, soprattutto nel mondo del commercio, dei commercianti, del mondo del mobile, è un momento di ritrovo, di analisi, di discussione, quindi a livello di territorio locale credo sia particolarmente interessante. Salone Milano, a settembre, i primi giorni, parte del Super Salone, ci sono circa 500 espositori, il Friuli Venezia Giulia ci sarà con varie aziende, diverse aziende, chiaramente non nego che guardiamo molto anche l'edizione di aprile. No? Perché è quella ufficialmente del 60esimo, no? Però Speriamo che vada tutto bene. ci serve quella di settembre Ecco. anche per misurare un po' la temperatura, sperando che le varianti un po' si fermino.
Certo. perché indiscutibilmente ogni giorno se ne sentono di nuove, no? Fare una fiera è sempre un'azione di Ecco, infatti responsabilità. la gente crede ancora di far fiere? Ma le fiere ci saranno finché c'è voglia di interloquire, cioè mi spiego. Perché si parla tanto di fiere digitali, però magari non riusciranno, la stessa Casa Moderna ha puntato sul digitale, perché cercare di integrare il fatto di essere in presenza, però la presenza è un po' indiscutibilmente il luogo dove si fanno gli affari. Ma anche perché per noi, per il mondo dell'arredo, la fiera non è dove vendi al cliente, perché parliamo solo del mobile, Colonia, piuttosto che Maison Objet, fiere di settore. Tu parli agli agenti che poi loro hanno i clienti. Quindi quello che si tratta di fare nella fiera di Milano o di altri è ritrovare agenti che poi hanno altre aziende, Esatto. incontrarsi, rivedere i cataloghi, quindi non è promuovere il prodotto verso solo promuovere il prodotto, ma è consolidare dei rapporti con l'agente o l'export manager o chi che sia, o scoprirne di nuovi, e poi crei, ti fermi lì, fai le riunioni, sfrutti per tanti motivi. O anche l'esserci permette alla stampa di settore di venire a vedere gli ultimi prodotti. Certo. No? Andremo in un mondo probabilmente molto più impegnativo, dove al digitale di questo anno e mezzo dobbiamo aggiungere il fisico. Quindi i due sistemi viaggeranno paralleli, sarà molto faticoso perché l'essere umano, per fortuna, ha i suoi limiti, però uno non escluderà l'altro. Dobbiamo lavorare con molta intensità e organizzarsi in modo nuovo. Le chiedo l'ultima cosa, visto che manca un minuto, il prossimo progetto che farete come cluster? Ma onestamente ce ne sono 2 o 3 nel cassetto importanti. È nota la collaborazione con l'Università di Udine per quello che riguarda il settore legno, perché è una materia ancora molto da studiare, ancora molto da sviluppare. Quindi abbiamo con l'Università di Udine 3 tavoli aperti, laboratoriale, giuridico e formativo, su cui siamo molto impegnati e lì stiamo andando avanti. Io la ringrazio Piemonte, le faccio in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi. E noi ci vediamo come sempre con Screenshot con la prossima puntata. Non cambiate canale, state sempre su Teleferiuli. Grazie, arrivederci.